Allora Carlotta, memori anche della partita dell'andata, si sapeva che il Venezia era una squadra densa di strapotere fisico, di grande tattica, di grande tecnica, e ritrovare due avversari comunque molto veloci, molto potenti come tra le altre, insomma Zuanti e Dalla Santa, è stato un qualcosa di molto difficile, insomma, da contenere e da interrompere a livello di flusso offensivo. Sì, il Venezia è una squadra molto esperta, lo sapevamo già e noi dovevamo sopperire magari alla nostra inesperienza con la grinta, metterci quel qualcosa che forse è mancato, la voglia, la grinta di lottare su tutti i palloni e sono forti ma non sono imbattibili, si è visto all'andata che siamo riusciti a pareggiare la partita e quindi oggi ci è mancato quel qualcosa in più. Quindi secondo te è stata la grinta un po' a latitare? C'era la possibilità di provare a riaprirla, però è mancata per esempio anche la conclusione un po' verso la porta, quindi degli aspetti che sicuramente hanno poi permesso alla grande azione, al grande baricentro alto della formazione veneziana di dare il meglio. È mancato qualcosa un po' tra centrocampo e attacco? Sì, sicuramente ora non ricordo, ma non abbiamo fatto tanti tiri in porta. Loro, a differenza nostra, quando arrivano davanti alla porta segnano. La loro attaccante è anche il capocannoniere del nostro campionato. Ora non ricordo quanti gol ha fatto, comunque è una gran giocatrice. Sicuramente dico che mi piacerebbe averla in squadra piuttosto che averla contro. E niente. Ecco, allora questo era il primo step anche del lungo rush finale, perché poi da qui al 20 di giugno saranno 8 partite in 8 domeniche. Domenica prossima c'è un'altra avversaria molto insidiosa, molto difficile, è il Trento secondo in classifica e lo abbiamo ammirato qua al Barison, è un'altra squadra molto molto forte. Come resettare sapendo che vi attende questa coppia di impegni così duri? Sì, è un campionato lungo, dobbiamo giocare fino al 20 giugno, quindi sicuramente ci sono ancora tante partite. Dobbiamo metterci quel qualcosa in più, tornare ad allenarci con la testa vuota, quindi cambiare mentalità e archiviare la partita di oggi e riprendere con la prossima nel migliore dei modi. Allora Laura, oggi è una partita anche complicata da raccontare perché è mancato un po' tutto, è mancata la prestazione, è mancato forse anche un po' la voglia di reagire nei momenti topici e poi quei primi due gol nel primo quarto d'ora forse mi hanno tagliato un po' le gambe anche a livello morale. Sì, diciamo che oggi sin dall'inizio si vedeva che non sarebbe stata una delle nostre migliori partite perché abbiamo subito iniziato a fare degli errori in tutte le zone del campo, non solo in difesa dove magari alla fine sono quelli più evidenti, anche in mezzo e davanti. E mi dispiace perché venivamo dall'ultima partita dove avevamo giocato abbastanza bene e eravamo riusciti a trovare delle trame buone. Oggi invece abbiamo commesso errori che commettiamo spesso, soprattutto quando siamo sotto pressione con squadre che magari giocano meglio di noi e è abbastanza pesante vedere che a fine stagione non si riesca a migliorare sotto certi aspetti che magari sembravano migliorati nelle ultime partite. Sembra quasi si sia tornati un passo indietro e questo mi dispiace perché in un percorso di crescita che la società voleva fare in questa stagione si iniziano a vedere dei momenti un po' bui che adesso come adesso, appena a caldo, post partita, sono difficili da digerire e anche da spiegare. Ecco, calcolando che da qui a fine giugno sarà un tour de force senza posa, perché ci saranno altre 7 partite, ti faccio una domanda anche un po' da mister, essendo tu mister della Juniores. Su cosa punteresti per quanto riguarda le prossime settimane? Come, secondo te, a livello anche di esperienza, che l'esperienza che hai tu, si può condizionare le più giovani per riuscire a migliorare questo finale di stagione? Allora, diciamo che come compagni, noi più vecchie, cerchiamo sempre di dare una mano, di dare un consiglio, una parola alle più giovani affinché magari migliorino sotto certi aspetti. Durante gli allenamenti magari cercherei di migliorare un po' sul lavoro tattico che magari non viene fatto spesso. In effetti si vedono spesso molti errori che magari con la pratica durante gli allenamenti si potrebbero migliorare secondo me. Quindi allora, noi compagni sicuramente dovremo dare una mano maggiore alle più giovani in modo che prendano sicurezza e iniziano a fare meno errori possibili. D'altra parte anche durante gli allenamenti secondo me sarebbe giusto lavorare di più sotto certi aspetti e non solo sotto l'aspetto della motivazione, dell'intensità che magari per ora sono buoni. Lavoro tattico ne farei di più sinceramente perché
certi errori grossolani magari si potrebbero evitare. Certo, da questo punto di vista il lavoro va fatto anche in fretta, perché domenica prossima appunto c'è il Trento, parlavamo anche con Mister Zoni, una squadra che sicuramente ha dimostrato di essere una delle più valide, lo dice la classifica, lo dice la prestazione espressa qui al Barison, quindi bisogna prendere a due mani il coraggio e dimostrare che questo Vittorio Veneto si sa far valere anche contro avversari più quotate. Sì, oltretutto il Trento secondo me è la squadra che gioca meglio in questo campionato, soprattutto all'andata mi ha impressionato molto. Hanno un gioco molto veloce, con passaggi di prima e partendo dalla difesa senza lanciare, palla bassa e con movimenti insomma di tutta la squadra abbastanza corali. Quindi sarà importante non muoversi bene, cercare di coprire bene tutte le zone del campo e soprattutto non farsi prendere dall'ansia e dalla voglia di magari andare a prendere la palla senza la necessità. Quindi spero insomma che già dalla prossima domenica inizieremo a muoverci un po' meglio e a seguire insomma le indicazioni che ci vengono dall'esterno. Allora mister, il Venezia arrivava quest'oggi qui al Paolo Barison forte di 3 vittorie consecutive come la nostra squadra, ma arrivava anche con quella che è una squadra che sapevamo essere una delle più temibili del torneo e anche oggi lo ha dimostrato in tutta la sua strapotenza fisica e anche tecnica. Sì, arrivavamo entrambi da 3 vittorie consecutive e la differenza non è solo di punti in classifica, obiettivamente in questo momento oggi il Venezia ci è davanti non solo appunto per la classifica ma anche nel loro percorso di crescita, al di là che come obiettivo loro hanno la salita in Serie B quanto prima e l'hanno dichiarato apertamente, ma prese singolarmente in questo momento le nostre avversarie ci sono davanti, ci sono superiori per forza fisica, per mentalità, per capacità di gioco. Noi siamo una squadra giovane e essendo una squadra giovane non abbiamo ancora acquisito per bene la mentalità giusta, l'atteggiamento giusto da avere sempre in ogni partita e ci sta che ogni tanto il nostro percorso è un po' diciamo altalenante. Oggi era una giornata no, si è visto in campo essendo una giornata no, tra l'altro abbiamo anche dato una grossa mano noi al Venezia perché sui 5 gol che hanno fatto 3 abbiamo aiutato in maniera molto attiva noi. A onor del vero c'è da dire che il risultato di 5-0 poteva essere anche più ampio perché il Venezia ha preso 3 pali e ha sbagliato altre occasioni, insomma. Ecco, diciamo che rispetto alla partita d'andata è mancata forse quella reazione grintosa a inizio secondo tempo. Certo, in quel match c'era stato anche il gol di Deborah Zilli all'ultimo istante che aveva creato delle condizioni un po' diverse con le quali affrontare la ripresa. Però è mancato effettivamente questo coefficiente di grinta, di lotta, di voglia effettivamente di riaprire una partita già così complicata dopo il primo tempo? Secondo me non è mancata la voglia, la grinta, abbiamo proprio sbagliato la partita, l'atteggiamento della partita, considerando che la squadra è giovane appunto è una cosa che ci può stare. Oggi era una giornata no e si è visto, l'importante è secondo me tirare una linea. Da martedì si riparte con in testa la partita di domenica prossima a Trento contro una signora squadra che è seconda in classifica e quindi c'è da andare su e consapevoli che dobbiamo avere un atteggiamento diverso da quello di oggi perché altrimenti il risultato sarà esattamente uguale a quello che abbiamo visto oggi in campo. Ecco, quindi secondo te il lavoro da fare in settimana sarà più mentale quindi che fisico, sapendo appunto che il Trento è una delle squadre migliori non solo per classifica ma anche per quello che ha espresso nella partita d'andata, quindi punti più alla testa o secondo te si può comunque far collimare il lavoro anche con quello fisico? Sicuramente si può far collimare il lavoro con il lavoro fisico, è vero che c'è più un lavoro mentale da fare perché fisicamente non stiamo neanche male, dobbiamo continuare il nostro percorso di recupero infortuni che sembra non terminare mai, però fisicamente non stiamo male e è importante secondo me lavorare molto di più questa settimana sulla testa per non ripetere la non prestazione di oggi.